quali anche quello di Sanremo. È arrivato, tra l'altro con un piccolo dolore nel cuore, ma ne parleremo tra un po'. Lui è Sal Da Vinci. Tu sei una cosa grande per me, la cosa che mi fa innamorare, la cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda un attimo. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando lo guarda così sicuro tutto siente morire, mo dice e non può fargli capire, ma perché dillo una volta sola, sicuro tu stai gramando, dillo che amo bene conmigo. Oh mia voglia bene a te, tu sei una cosa grande, la cosa che tu stessa non sai, la cosa che non ha già avuto mai, non vera così grande. Così grande, così grande. Si è vista fatta quella che hai fatta a me. Accisa e vuoi sapere perché colpa sta te femmina come te non c'è la sta onesta come si ama la femmina, sto ci fa pecchiare, la grande famiglia, femmina, se tu pensi una vita, e tu sai che la donna, non posso più cantare. Però sta faccia d'angelo la serva quando no, io dicevo magari una cosa più passionale, un po' più spinta, un po' più fa freddo, ho capito che se un po' l'aria si è diventata un po' complicata stasera, ma è solo passeggero. Un po' di energia, perché sta una chiesa. Allora. Non te posso scordare
Grazie, grazie veramente di cuore. Grazie veramente di cuore. Io ora stavo tornando un'altra volta qua per fare un altro tipo di discorsi. Meno male che sono usciti loro. Meraviglioso. Buonasera. San Da Vinci. Buonasera. Come stai? Ciao, bene, come stai tu? Bene. Meraviglioso perché poi venuto le giornate, poi là vicino è meraviglioso. È meraviglioso perché vedi delle persone, soprattutto giornalisti, che spesso mi capita di, perché vedi 4-5 telegiornali al giorno, che mi sembra meraviglioso, per cui vedo sempre seduto, ma vederlo così, quando hai visto la televisione? È meraviglioso, complimenti per il lavoro che svolgete da sempre, grazie. Poi lei è meravigliosa, ma lo sanno tutti che è meravigliosa, quindi non sta a me. Una Grazie, professionista straordinaria. Senti, poi noi ci vediamo fra un po', Ok, perché a dopo. abbiamo delle cose Grazie. da raccontarci e poi canterai ancora per noi. Bene.